tanto da dire sul Village sì, c'è Music tanto da Academy. dire sicuramente. Ma ce la faremo fino al termine di questo No, prodotto noi televisivo? dobbiamo essere brevi e concisi, No, giusto? concisi, più che coincisi, precisi. Precisi, allarghiamoci, per una volta allarghiamoci. Allora, Vogliamo dire, esatto, vogliamo dire chi viene al Village Music Academy cosa trova? allora, cominciamo. Produttori discografici. Ed etichette indipendenti, attenzione. Ed è importante perché importante. tra non molto uscirà una compilation targata Village Music Academy, ecco, proprio dopo questo serale, poi vi spiegheremo tutti i meccanismi. Autori discografici. Vocal coach. Vocal coach, sì. come lo dici bene, vocal Ti coach. piace? E poi sì, cioè, Ma anche insegnante di dizione e recitazione. vocologi. Il vocologo, è vero. Sì. E poi, ovviamente per la sezione ballo ci sono i coreografi. Sì, coreografi e ballerini ed una attentissima segreteria artistica che è stata affidata da qualche anno a questa parte all'associazione Strada Facendo. Infatti salutiamo i ragazzi. E poi il Village Music Academy è partner lo possiamo dire? Aria Sanremo, Sanremo, quindi ragazzi preparatevi perché da un po' di anni, grazie all'intervento del Village Music Academy, noi siamo partner ufficiali di Aria Sanremo e non è poco. Ma non solo, all'interno del Village Music Lab, nel Village Music Academy, si svolgono durante appunto le giornate accademiche e lavorative i casting per le maggiori produzioni televisive, Mediaset e Rai. Quindi venite a trovarci perché noi siamo qui, noi due siamo qui e noi non ci muove nessuno, non ce ne andiamo, però ovviamente noi vi aspettiamo e seguiteci. Però Alex, ricordiamo ai nostri telespettatori quali sono gli indirizzi utili per venire a trovarci tramite web. Assolutamente, c'è la possibilità di trovare il Village Music Academy su Facebook per esempio. Più semplice di così. Più semplice di così, con la pagina visitatissima appunto di Facebook che insieme con voi per crescere insieme. Intanto via con le immagini perché sono davvero tante e vi aspettiamo tutti pronti per il serale. Bene, sempre a Caserta dal nuovo hotel, la sede del Village Music Academy, dove i ragazzi si formano per diventare dei veri artisti. Entriamo subito nella sala Ischia, dove troviamo due insegnanti di ballo. Mi chiamo Gilda De Rosa, ho una scuola di ballo da Fragola, faccio l'insegnante da 15 anni, sono una coreografa, ho vinto delle gare internazionali e saluto tutti. Abbiamo appena visto Gilda De Rosa, una bravissima coreografa e ballerina che sta preparando i ragazzi per il serale di questa sera. Ovviamente una parte soltanto di essi prenderà parte appunto al serale e verranno scelti appunto dalla nostra Gilda, che ha vinto anche dei premi internazionali, per cui è veramente una bravissima artista che darà un grande aiuto, una grande mano d'aiuto a questi ragazzi, a questi ballerini, perché il Village Music Academy non è soltanto canto, ma è anche, come avete appena visto, ballo. Bene, e dopo il ballo adesso è il momento di entrare nella sala Amalfi e vedere all'opera i vocal coach davvero di fama internazionale come Charlie Rapino e Dariana Kumanova e altri vocal coach che in questo momento stanno lavorando con i ragazzi. Anche loro selezioneranno 10 ragazzi che questa sera prenderanno parte al serale del Village Music Academy. Io voglio sentirti un attimo sul ritornello di Adriano Celentano. Va bene. Andiamo direttamente al ritornello? Sì, andiamo avanti. No, è per farlo cantare, piacevole molto.
parlare d'amore, l'emozione non ha voce. Perfetto, questo è lo stile che io adoro, questa canzone mi piace tantissimo e la interpreti molto bene. Attenzione soltanto a respirare, lascia stare. Sei molto bravo. Bravo, non c'è niente da dire. Se mi fate, vi voglio far ascoltare. Vai, Nino D'Angelo, vai! No, Sì. No jeans e una maglietta. Io amo cantare il mio cavallo di battaglia, Nino D'Angelo. Riccardo doveva avere le battaglie. Io adoro. Che hai limiti nell'estensione vocale, soprattutto negli acuti, sei proprio al limite. Un po' di lezioni ti servono, ma Sì. proprio per darti più sicurezza nell'emissione e più sicurezza anche per poter scegliere un brano che va ancora oltre. Sì. Perché lui è un registro centrale naturale. Bellissimo, un timbro spettacolare, veramente bello, melodico, bello, quelle canzoni dici che io ascolterei dalla mattina alla sera. E quindi sugli acuti giustamente, allora gli acuti non sono naturali, No. è inutile che ci prendiamo in giro, Sì. non esiste una voce che ha gli acuti naturali, gli acuti e i bassi vanno studiati, impostati, su qualsiasi voce, non esiste un genio che nasce con un acuto, quindi studia perché veramente a me piace tantissimo. Bravo, mi sa che vogliono tutti parlare qui. Siamo appena usciti dall'aula Amalfi, dove i vocal coach si stanno impegnando al massimo per dare le nozioni necessarie agli artisti per salire su un palco e cantare nel migliore dei modi. Abbiamo visto anche l'avvocato Concetta Petti, il presidente del Village Music Academy, mentre nei corridoi dalle immagini potete vedere anche il maestro Capasso, che è il direttore artistico di questa prestigiosa società. In questi corridoi vanno e vengono i ragazzi che poi vengono smistati nelle aule. Io adesso vi dico di seguirmi perché entriamo nell'aula Positano, dove ci sono Licchetta e la Bella. Alessia Calabrese. Ciao, sono Alessia Calabrese, ho 16 anni, vengo dalla provincia di Lecce e canto Ti sposerò di Loredana Errore. Resto immobile come un albero che si rassegna a guardare le sue foglie che cadono. Tante aule, tanti ragazzi, ma da ogni aula usciranno 10 ragazzi per il serale. Adesso vi accompagno presso l'aula Napoli. E altri 2 vocal coach troveremo all'interno dell'aula Napoli, che sono Giannella Gulino e Ivan Lazzara. All'interno dell'aula Napoli anche il maestro Costa. È troppo bassa questa canzone fatta così. Dovrebbe essere fatta, secondo me, un tono sopra, addirittura un tono sopra, secondo me, perché lui è voce. Se la scampagna che giocavo sulle fantasia, che penso sempre.
Siamo appena usciti fuori dall'aula Napoli, dove abbiamo visto i ragazzini dai 4 anni in su all'opera con i loro vocal coach. Bene, appunto ce n'è per tutte le età qui all'interno di questa prestigiosa accademia. Adesso ci inoltriamo, ci inseriamo nell'aula Vietri, dove troviamo Fabio Lazzara e Giulia Rizzo, che sono i 2 vocal coach. Ricordatevi pure che Fabio Lazzara è anche un vocologo. Dici crei più spazio nell'orofaringe, ok? L'orofaringe è l'unico spazio che tu vedi, in verità te lo produce anche nell'ipofaringe, in questo spazio qui, ok? Però noi, allora, cosa dovremmo fare? Ce la rifacciamo? Nei 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 nei. Prova. Nei 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 nei. Ok, lo vuoi fare un po' più forte, come se volessi dire di più? Nei 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 nei. Nei 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 nei. È importante che dici nei nei, nei 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 nei. Nei 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 nei. Da fare nei 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 nei. Ok, se è possibile non piangere, non andare in cry, ok? Perché non siamo in cry in questo momento. Nei 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 nei. Nei 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 nei. Ok? Nei 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 nei. Nei 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 nei. Ok, continuiamo. Nei 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 nei. Ok, poi? Nei nei. C'è di nuovo un'altra strofa. Nei nei nei. But I can hear the word to say. I'm talking loud, but saying much. I'm criticized. Tanto ci vediamo dopo e facciamo un altro giro insieme per le aule. Intanto provano, i ragazzi provano, cantano, Sì. però si divertono. Quanto si divertono? Si divertono, però sono nello stesso tempo in maniera molto ma molto seria, super concentrati per fare sicuramente bella figura davanti a una commissione di Sai nomi. stasera, sai chi ci sarà questa sera? Sì, lo so, vuoi dire tu? Lo dico Dillo, io? sì. Radio Italia, solo musica italiana, Un'amica che ti tiene compagnia, ti regalerà la felicità. Radio Italia, solo musica italiana. Sono nome Tony Vandoni, direttore artistico di Radio Italia, solo musica italiana. Ciao, a dopo. Spalmi su 400 persone la forza di sto pezzo, mi segui? E arriva meno efficace alla fine. Viceversa se sto pezzo qui, come deve essere un pugno nello stomaco, deve arrivare il pugno nello stomaco. La mia paura è che con Aria Sanremo non ci arriva alla fine dei 400. Invece se proposto direttamente al direttore artistico un tema del genere è o sì o no, non ci sono vie di mezzo. Proprio anzi, se vai a vedere gli 8 che sono entrati a Sanremo, nessuno apparteneva alle major, nessuno, tutte etichette piccolissime, tant'è che la Sony ne ha presentati 6 e non ne ha preso uno, la Warner ne ha presentati 4 e non ne ha preso uno, l'Universal ne ha presentati 5 e non ne ha preso uno. Quello che ha vinto non era Gelmini. No, è BMG. BMG cos'è? No, BMG è etichetta publishing. Perfetto, ma è un'etichetta, però Tony non è l'ultima arrivata. No, publishing. Ok, publishing, però voglio dire, non publishing è l'unico artista che ha, Gabbani è l'unico artista che hanno. Sì, però non è l'ultima arrivata. Sono editori, non sono discografici. Lo so, però non è. Senti, un Un brano della Smith. Questa notte io ti porto via di qui con te. Tutto mi sembra possibile e la tristezza del blu. Se cantato in un modo elegante, come di fatto è la canzone, seguimi perché è importante, cambierebbe proprio tutto, Riccardo. Adesso mi fai una cortesia, provi a cantarlo, non dico sussurrato, però intanto più lontano il microfono, perché era troppo qui la voce e troppo urlata, consentimi la provocazione, la voce. Prova a cantarlo sussurrato, elegante, come se fossi in un night che si presterebbe la canzone. Cambia tutto. Proviamo.
Sei già lontanissima con una Cadillac rosa. È vero o no che è diversa? Sì, sembra un'altra canzone. Come due stelle noi, riflessi sulle onde scivoliamo. Come due stelle noi. Noi siamo figli delle stelle, figli delle notte che ci gira intorno. Senza storie, senza età, e ogni sogno. Le stelle noi, riflessi sulle onde scivolando. E le stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte. Noi siamo figli delle stelle, sempre figli delle stelle. Come due stelle noi, soli nella notte noi ci incontriamo. Oh yeah, come due stelle noi, silenziosamente insieme ci sta portando via. Questo fuoco che si accende quando sono in te, quando tu sei in me. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che si gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non crederemo mai nel dal mondo. Noi siamo figli delle stelle, Come due stelle noi, riflessi sulle onde scivoliamo. Come due stelle noi, a volte alle ore non ci amiamo. In un cerco di fermati, non che abbiamo strada fatti per la strada ragazza, ciao, ti tornerò, dove tu sarai, dove io sarò. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Stato mostare, Era un secondo, ma durerà l'inverno, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana. Ne mancano due ragazzi, ma perché mi mandate qui, mi fate gli scherzi? Dove sono gli altri ragazzi che devono salire sul palco? Mi piace davvero. Oggi sono grazie. Buonanotte a tutti e grazie davvero a tutti. Grazie. Grazie a tutti, a domani mattina, buonanotte. Ma questa non la possiamo cantare, se ce la... Ospiti illustri, personaggi del mondo della musica a livello nazionale e internazionale. Radio Italia, solo musica italiana, Un'amica che ti tiene compagnia. ti regalerà la felicità. Radio Italia, solo musica italiana.